In fibrillazione il mondo balneare e non solo per la conferma della bandiera blu per le nostre spiagge anche per il 2024. Per Gebis, Chioggia Spiagge, parla il presidente Gianni Boscolo Moretto che conferma l'importanza del riconoscimento per dare valore all'eccellenza delle nostre spiagge, rimarcando la grande professionalità degli operatori balneari. Una grande attenzione infatti è quella che gli imprenditori balneari rivolgono alla sicurezza, all'accoglienza e all'accessibilità delle spiagge del nostro litorale, un risultato importante grazie anche al continuo e proficuo dialogo tra il settore e l'amministrazione comunale. Obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale attraverso molteplici attività di educazione e formazione, con una particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado. Il presidente di Cisa Camping, Leonardo Ranieri, ha aggiunto che la riconferma delle 9 bandiere blu per il Veneto e soprattutto la riconferma del riconoscimento alla nostra città è un segnale della qualità della costa veneta e di quella di Chioggia. Da tempo, afferma, siamo molto attenti alla qualità dei servizi che eroghiamo, sia per quanto riguarda la balneazione che la ricettività. Quello che serve ora, conclude, è un miglioramento della qualità ambientale, dell'arredo urbano, dell'offerta di percorsi ciclabili e delle pedonalizzazioni per andare incontro alle sempre maggiori esigenze del turista, ma con un occhio anche alla qualità della vita dei nostri concittadini. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.